Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. Dopo le dimissioni di Mario Draghi a Mattarella, che lo ha rimandata e si chiama Risparmiercus, i leader di che altri partiti attacchino il comportamento del movimento 5 Stelle. La ultima roba che covente al nostro paese è una fase di instabilità, rallentamento e azioni di guerra, dit Deborah Serracchiani, Chiav Group PD ai Chiamare, che ha definito questa crisi incomprensibile. Pal PD, in denant con le stesse maggioranze o miglior il voto. La tornata esorni si è domandata tutte voci dal Chiav Group in Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, partite a e opposizione di atti di responsabilità, tal fevele invece il vicepresidente di Italia Viva, Ettore Rosato. I dipendenti de Wärtsilä, dopo l'annuncio shock di IR che il gruppo finlandese al dave stop a una produzione in tale implante di Bagnoli, si sono dati dunque stamattina in assemblea dopo il sciopero compressivo proclamato IR. I posti di lavoro a pericolo sono 450 diretti, più 400 in tale indotte. Come si viaggia dal confronto tra società, regione e governo, ma i tons, aggiudicate le reazioni su stati di IR, saranno alti, che Wärtsilä aveva garantito che non saresti in stas Thais al mancul fino a tutta la metà del 2023 e per questo il governo aveva chiappato i finlandesi in qualche progetto dal PNRR. In te che avvengono i sindacati programmeranno scioperi e manifestazioni, la trattativa sindacale è in tut caso dai teams lungs, stand che le procedure in che scassa poi arrivare a 90 dish. Situazioni drammatiche in te scolturis de basse furlane in che periodi di secchi, in particolare qui Canorive aveva un'irrigazione sufficiente, a Tierlins si stima una perdita dal 100% di blave, il consorzio di bonifiche furlane lancia l'allarme, problemi sedi a livello de salis freatichis, sedi in te spuartaris affluenzi, in te corsi di aghe che si deriva per fare irrigazione. Per solit l'ale oscilla al mancul a 50 metri in condizioni normali, la situazione di Cumò è a mancul 62-63 metri, con un cal di 12 metri sapet des medis dal periodi. Si è tenuta a Trieste la prima udienza quintri un manifestante Novax per aggressioni e stampe di lunghe dai corteus e passate sierade. Le accuse quintri Diego Sen a son di violenze private e di lesioni personali. UE davanti dal giudice a una battaglia si è tenuta la prima udienza con la domanda di esso stampa e ordine dai giornalisti di costituirsi parte civile eventuali besa se andasse in beneficenze. Il giudice si è riservato di decidere in udienze prossime ai 22 di lui. Di lunga manifestazione, Diego Sen ai 6 di novembre, dalla prima offendute dopo aggrediti in maniere fisiche Giampaolo Sarti, che le da ura con talis protestis, pal quotidiano Il Piccolo. In news casi di Covid, UE sono 2075, rilevati con 8.215 tamponi molecolari e prove sveltis, di lunis in news casi in regione a passi in quote 10.000. Stabili il numero di ricoverati in terapie intensive, che sono 7, intanto che continua a crescere il des persone ricoverati in altri reparti, che sono 252 a pet des 236. Anche molti decessi duti a Pordenone. Un incidente sul lavoro che stamattina all'Electrolux Professional a Pordenone, una femmina di 51 anni, per cause di accertamento bande dai tecnici, dal Spisal, di aziende sanitarie, è stata chiappata sotto di un mulete e ha riportato feriti stan gravi a une gambe. Sotto ciò i colleghi, la produzione si è fermata. Il Comune di Udin si adegua al rinnovamento dal Statuto del NET con l'introduzione del Comitato di Controllo che sarà componuto di nuovi rappresentanti dagli enti territoriali e servizi delle società. Un mood pariesi anche più idonei dai cittadini per capire quali sono le difficoltà sul smaltimento e aiutare a risolverli. C'è mood che sclarisce il sindaco di Udin, Fontanini. Il cambio statuto di NET, come i 52 comuni che compongono in pratica NET, che sono i parons di queste società che gestiscono le raccolte dei refudons, e varranno di modificare in Consiglio Comunale statuto, un statuto che diventa
poi, tra virgolette, democratica, con la partecipazione di tutti i comuni che potranno dire la loro, anche attraverso un nuovo istituto che si chiama controllo analogo alle componute di nuove persone che sono espressioni dai sindaci dal territorio e che verranno in pratica di controllare e approvare il bilancio di previsione di nette e anche dare delle indicazioni per scelte strategiche che queste società faranno. Un lavoro importante per dare più efficienza e anche più sburto a queste società che ha un ruolo, un lavoro importante che è quello di raccolte differenziate e quindi di recuperare tante sostanze dai rifiuti perché tornino a diventare col riciclo elementi di componenti di crescita e di valore. Il Teatro Gnuf, Gioan di Udinal, compie 25 anni per visarsi l'avvenimento che l'ha accompagnato alla sua inaugurazione, arrivata in tal 97 dopo un lungo periodo di scambi di days sulla sua collocazione e proiettazione, ha organizzato un grand concerto per il 21 di ottobre che albergerà la stagione numero 26 con 27 spettacoli di prose, 2 di danze, 9 concerti, intanto che è in fase di definizione il programma delle liriche. Una stagione animata da volontà di scoviergi insieme col pubblico il valore des emozioni ed Bielecce. La sede del Centri Studi Pasolini di Chiesa Colussi a Chiasarse ha presentato il portale in rete Pasolini Bibliografie Furlane. Nos disdut Andrea Ioime. Ai cultuardis di lui dal 1942, Pasolini pubblicava a Bologna la raccolte Poesie a Chiasarse. In te stesse di 80 anni dopo, la sede del Centro Studi Pasolini di Chiesa Colussi a Chiasarse e ha presentato il portale in rete Pasolini Bibliografie Friulane. Un strumento innovativo per conoscere che soparis dall'autore che hanno un rapporto diretto col Friul, perché sono stati scritti, pubblicati o stampati a chi, perché sono in lingue furlane o perché hanno meaning lux dal Friul o feminis e homs furlans. Un'evore di autori in tutto il mondo hanno studiato queste relazioni in articoli, libri e recensioni, ma non è sempre stato facile chiattare i materiali. Per dare risposte a queste esigenze di studi e ricerche, il Centro Studi e la Filologiche hanno sviluppato un progetto ideato e definito di Pier Giorgio Sclippa per il sito www.pasolinibibliografiafriulana.it. E alle tutte per usgnotte per queste settimane, nuovi saltorne lunis, sempre stesse ore. Grazie per l'attenzione e buone serate dai biodici.